Buongiorno, ecco l'insegnante. Loro sono degli eroi. Cos'è che hanno fatto? C'erano 500 partecipanti, contendenti, giusto? C'era un concorso nazionale, La musica non si ferma, accordarsi è possibile, e loro in maniera, diciamo, virtuale sono riusciti a partecipare a questo concorso e il risultato, questo è 9 studenti si sono iscritti alla competizione nella classe pianoforte e sono saliti sul podio. Eccole qui le medaglie della scuola Vittorelli di Bassano, che si è imposta sul panorama nazionale portando a casa 3 ori, 2 argenti e altrettante medaglie di bronzo, partecipando alla sezione pianistica del concorso La musica non si ferma, accordarsi è possibile. Una delegazione dei premiati è stata ricevuta dal presidente Luca Zaia nella conferenza stampa quotidiana, assieme all'insegnante che li ha seguiti per il concorso. Sono ancora un po' incredula perché è stato veramente un traguardo allucinante. I ragazzi si sono preparati da settembre che lavoravano per un concorso. Di solito i concorsi sono in presenza, quindi quando c'è scappata questa opportunità del concorso in presenza ho provato in tutti i modi a cercare. Abbiamo trovato questo concorso appunto di Trento in cui bisognava appunto spedire dei video. E ho detto ragazzi vai, proviamo, cominciamo, e loro sono stati fenomenali. Fenomenali sì, visti i risultati, ma anche molto emozionati. È una bella emozione, bello. E tu cosa hai pensato quando ti hanno dato la medaglia d'oro? Ho detto mamma mia, in questi mesi è stato bello comunque, perché anche a distanza siamo riusciti a fare tanto comunque, quindi mi sono sentita orgogliosa di me stessa. E a casa cosa ti hanno detto? I tuoi amici, la tua famiglia? Sì, che era difficile, comunque ce l'abbiamo fatta, quindi bravi. E per qualcuno di loro potrebbe aprirsi un giorno una carriera nel mondo della musica. A me piacerebbe molto continuare a suonare il pianoforte e magari anche cominciare a cantare perché mi piace molto.